Visto che fondamentali sono le vaccinazioni, bisogna correre, anzi incentivare ancora di più, spingere la campagna vaccinale e ieri il nostro Nicola Di Turi è andato a caccia del generale Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza. Con quali risultati, Marco? Vediamo sì questo filmato realizzato da Nicola Di Turi e Giuseppe De Masi. Ascolterete anche quando, secondo il generale Figliuolo, raggiungeremo l'immunità di gregge in Italia. Vediamo. Le regioni lamentano ritardi nelle consegne, circa 800.000 dosi in meno per il mese di luglio prossimo. Secondo lei resta realistico l'obiettivo che vi siete posti di raggiungere l'80% di italiani immunizzati entro fine settembre? È sicuramente realistico, lo ribadisco, il piano è sostenibile, quindi per fine settembre avremo l'80% degli italiani immunizzati. Come lei ha accennato prima, abbiamo 800.000 dosi in meno nel mese, però tutte le eterologhe sono assicurate. Ciò che le regioni lamentano e che è bene chiarire è che noi siamo partiti su un piano che comprendeva 4 vaccini e quindi a luglio, se noi avessimo potuto utilizzarli tutti e 4 con le regole che c'erano 20 giorni fa, avremmo avuto oltre 22 milioni di dosi. Oggi ci sono state imposte queste nuove regole giustamente dalla comunità scientifica e quindi noi adesso ci basiamo su poco meno di 15 milioni di vaccini quando nelle previsioni iniziali, parlo di RNA, in totale avremmo avuto 22 milioni, come ho detto prima, considerando anche gli adenovirali. Nessuno poteva immaginarsi che 20 giorni fa che non avremmo potuto utilizzare gli altri 2 vaccini o comunque che avremmo dovuto addirittura stopparli, quindi si è passata da una raccomandazione a uno stop. È un dato di fatto, è giusto, in questo momento i rischi-benefici ci dicono che è meglio non rischiare alcunché ed è giusto che venga fatto in questo modo. Ci potrebbe essere una riprogrammazione delle agende, perché c'erano alcune regioni che chiaramente avrebbero potuto finire anche prima del 30 settembre in virtù della loro programmazione e dovranno spalmare questa programmazione più in avanti.